Un progetto di servizio che il comune di Abano sta portando avanti per il territorio e che comprende anche Montegrotto e Torreglia, circa 40.000 abitanti. Si tratta della casa della comunità a servizio della medicina territoriale che sarà realizzata su un terreno del comune di Abano con i fondi del PNRR. Vedrà insieme medici di base, pediatri, servizi di medicina territoriali, tutti in un unico luogo. Sarà all'incirca di 1000 metri quadri, che sarà costruito e realizzato e proprio a pochi centinaia di metri dal comune, in una zona facilmente accessibile, una zona servita anche dai mezzi pubblici, e questo credo sia stata la scelta che ha fatto la conferenza dei sindaci con l'USL proprio per individuare un'area proprio in questo territorio. Già nel periodo della pandemia, comune e medici del territorio avevano collaborato in sinergia nell'impegnativa campagna di vaccinazione anti-Covid. Abbiamo avuto un ottimo rapporto con i medici di base, abbiamo fatto qui nel nostro territorio alcuni mesi dedicati alle persone anziane per evitare che andassero in posti lontani, quindi siamo andati incontro con i medici soprattutto a fare questo servizio per la nostra popolazione più anziana. È stato apprezzato e sempre con questa sinergia e con questa collaborazione noi vogliamo continuare.